Gli uomini di Falcone, la guerra che ci impedirono di vincere. Avrebbe preferito dunque aggiungere qualcosa in più alla sua opera, cioè qualcosa di diverso, un epilogo migliore? Certo, avrei preferito veramente ci fosse un epilogo migliore, soprattutto avrei preferito che non avessero perso la vita tante persone a cui ero vicino e a cui ero legato da sinceri sentimenti di amicizia e di affetto. Quella di oggi è stata una ricostruzione storica che ha voluto mandare anche un messaggio ai giovani. Sì, il mio libro è dedicato soprattutto ai giovani. Come ho avuto modo di dire oggi, l'Italia è una giovanissima repubblica, però si conosce poco della storia di questi 70 anni. Io spero che questo libro riesca a colmare una piccola lacuna per gli anni che vanno dal 1981 al 1985. Si ritiene un fortunato. Io sono molto fortunato, mi ritengo un fatalista, sono scampato a un attentato che mi è stato poi confermato e quindi ho la sicurezza di quello che era successo, mi è stato confermato addirittura dall'autista di Reina e mi ritengo fortunato per tanti motivi. Mi ritengo fortunato per aver partecipato a quella stagione eroica, mi ritengo fortunato di aver conosciuto persone eccezionali come i miei colleghi, i colleghi della Polizia di Stato, i magistrati, tutte persone che mi hanno insegnato tante cose e mi ritengo fortunato e rifarei ancora quello che ho fatto, nonostante che successivamente alcune volte abbia dovuto dire ma chi me l'ha fatto fare, ma lo farei un'altra volta perché so di aver fatto la cosa giusta. Lei raccontava poco fa che in certe occasioni evitava di uscire da casa oppure utilizzava dell'escamotage. Ma io sono stato sempre molto prudente, intanto i giornalisti avevano il divieto di fare il nome degli investigatori, vivevo in caserma e quindi in qualche modo ero protetto e poi avevo una serie di auto tutte con targhe civili e quindi approfittavo di questo per uscire e per rientrare senza farmi troppo notare. E poi, come racconto nel libro, una volta addirittura trovai il modo di crearmi un sosia facendo credere un po' a tutti che esisteva una persona che mi rassomigliava moltissimo e che quindi magari poteva essere un obiettivo nel dubbio, magari poteva far pensare a qualcuno di desistere delle sue intenzioni. Dal terrorismo si è passati finalmente a parlare di mafia, ma quello che le chiedo, oggi secondo lei la mafia è cambiata? La mafia è cambiata in qualche modo, esiste ancora, la mafia è sempre radicata sul territorio, è uno Stato nello Stato e quindi è opportuno che lo Stato combatta questo Stato abusivo che esiste sul suo territorio. Un bilancio di questa serata. Beh, certamente è un bilancio positivo perché abbiamo visto intanto la sala tutta piena, c'erano numerosissime persone, tantissimi soci che sono venuti anche da fuori Agrigento, poi c'erano tutte le autorità presenti. Ma la cosa sicuramente più interessante di questa serata è che c'è stato un uditorio molto, molto attento perché il generale Angiolo Pellegrini è riuscito a appassionare tutti coloro che erano presenti a questa iniziativa.